Oggi alla Mostra del Cinema sfilerà il capo che apre la collezione Address or Venice del 2023. È quel progetto che Venezia da Vivere sta realizzando in collaborazione con il Tavolo Veneto della Moda e quindi con le 5 organizzazioni che lo costituiscono a livello regionale: Confartigianato CNA, Confindustria, Confesercenti e Confcommercio del Veneto. È un progetto di sostenibilità, dei capi che verranno realizzati con dei tessuti sostenibili che sono biodegradabili, disegnati da un disegnatore internazionale che si chiama Ascari e progettati dal designer Tiziano Guardini. Le imprese venete però stanno realizzando questi capi d'abbigliamento a partire da quello che sfilerà alle 18:30 di oggi sul red carpet della Mostra del Cinema. Posto straordinario dove anche l'assessore Elena Donazan, che ha tenuto a battesimo questa giornata, nella conferenza stampa ha detto essere un grande messaggio, un messaggio della capacità della manifattura veneta di produrre per il mondo i migliori capi possibili. E in un momento in cui la sostenibilità è la parola d'ordine, far vedere che sostenibilità, capacità artigianali e mondo dell'impresa veneta sono un connubio che sta diventando inscindibile. La parte fondamentale è che gli artigiani insegnano in realtà agli stilisti poi nel concreto come in realtà vanno fatte le cose, quindi questa collaborazione è fondamentale. Certo che è fondamentale per tutti, anche perché il loro progetto viene sviluppato se noi dopo ci adeguiamo e se noi facciamo costruire quei tessuti dicendo come fare, come comportarsi e vedere. È un progetto bellissimo che, per quanto mi riguarda, ho sentito delle cose che veramente io ci tengo parecchio, quello della sostenibilità e quello del riciclo dei capi che stanno inquinando il mondo. Quindi quello che oggi ho sentito e quello che hanno detto che farò è una cosa molto positiva per il sistema moda, perché ci ricordiamo che ci sono danni enormi in giro per il mondo e facendo quello che stiamo facendo con questo progetto va a inserirsi in un campo molto positivo. Noi sono 3 anni che collaboriamo con i stilisti, sono 3 anni che facciamo i capi per loro, vedo che vengono fuori capi veramente interessanti, veramente moderni e nuovi. Continuiamo in questo campo e siamo soddisfatti di tutto quello che sta succedendo. È anche un modo per far vedere ai giovani che in realtà dietro ai grandi capi che sfilano ci sono però le mani degli artigiani. Sì, questo è fondamentale, farlo capire, lo hanno capito anche i stilisti. La manodopera, quello che noi sappiamo fare, è cosa fondamentale per fare questi capi, altrimenti è inutile avere la teoria se poi non c'hai la pratica. E questo è fondamentale e noi facciamo capire sia loro, ma facciamo capire anche l'importanza ai nostri giovani di fare quello che noi stiamo facendo, perché stiamo perdendo questa manualità, magari non solo nel sistema moda, ma in tutta la manualità in Italia, mentre è una cosa molto importante che dà valore, perché guardiamo anche questa sfilata dove siamo, e qui dovrebbe essere un orgoglio anche per i giovani capire dove si può andare. Siamo con Eris Zecchin, presidente regionale e nazionale dei Sarti di Confartigianato, ma soprattutto la sarta che ha messo mano al capo che sfilerà questa sera sul red carpet. È il primo di questa collezione disegnata da Ascari e progettata da Tiziano Guardini, ma che senza il saper fare degli artigiani non sarebbe mai diventata realtà. Benissimo, è stata una cosa veramente bella, impegnativa, però di grande prestigio, valore. Sentendo la presentazione adesso sono rimasta veramente stupita e dico grazie, non sento più la fatica del lavoro che ho fatto, perché avendo avuto, diciamo, la presentazione del soggetto e di quello che è stato il lavoro è stato meraviglioso. Per me è stato un po' complicato perché non avendo noi artigiani che siamo abituati a lavorare su misura personalmente, cioè è difficile quando ti danno delle misure e c'è un po' di contrasto così, è stato faticoso, però alla fine è venuto un bel vestito e sono orgogliosa, sono contenta di essere qua. E non è solo un vestito però, è anche un modo di fare, cioè c'è un disegnatore che ha un'idea, però per trasformarlo deve discutere con chi realizza e questa è la grande forza degli artigiani e anche i ragazzi devono impararlo. È stata veramente forte discussione, infatti adesso mi diceva lo stilista che ha disegnato,
Diceva ne parliamo dopo, no? Perché ha capito che c'era qualcosa che non andava, perché quando tu vai, noi abituati artigiani a lavorare proprio noi con le misure e diamo il capo perfetto, io avevo delle remore, ho lavorato con fatica, abbiamo anche discusso col designer, però dopo ci siamo capiti, insomma, però alla fine se seguivo la mia strada sarebbe andato perfetto subito. E questo è un messaggio che puoi dare anche ai giovani. Diventate sarti, perché stilisti si può essere, ma se non c'è il sarto. No, allora prima di tutto bisogna essere, per fare un disegno di un vestito devi prima saperlo cucire, perché se tu non sai cucire, un po' quello che è successo in questo momento, non puoi realizzare una cosa, devi sapere che quando disegni un capo è anche portabile, perché non possiamo fare una scolatura che arriva troppo bassa quando dopo ti scivola tutto. E lui, ecco, il contesto è stato su questo, che non voleva spalline, non voleva bretelle, non voleva niente. Questa è stata una grossa difficoltà. Siamo con Mariotto Sicaboni, lei indosserà l'abito che è stato fatto per questa anteprima, il primo di una collezione che verrà presentata ad ottobre. Ha detto una cosa bellissima, non è un abito ma è un messaggio. È così, è un messaggio di cura e di bellezza. Siamo in un luogo talmente tanto bello, Venezia, con questi red carpet, sfilate di bellezza ovunque. E io credo che questo abito rappresenti esattamente questo concetto di bellezza nel suo senso più ampio, perché è bello dall'inizio ed è bello alla fine, no? Fino alla fine della sua filiera, per cui è bello perché parte da un progetto e da una visione di ritirare fuori l'artigianato, no? Locale, di pensare all'illustrazione di un artista e al materiale, un materiale che poi non andrà a inquinare il nostro pianeta. Quindi è un progetto importante perché pieno di consapevolezza. Allora, la base della manifattura veneta che viene espressa con queste eccellenze, sappiate che ci sono 100.000 addetti in circa 10.000 aziende. Questo è il sistema Moda Veneto, che è uno dei pilastri dell'economia nazionale. Diciamo che vogliamo considerarsi un po' gli eredi della manifattura veneziana. E come sapete Venezia la consideriamo la nostra madre, perché con l'artigianato ha creato la base della moda moderna e è stata soprattutto capace di trasformare l'artigianato in industria, e come sapete l'artigianato è stata la prima catena di montaggio che ha significato il passaggio tanti anni prima di Henry Ford dall'artigianato puro all'industria. Quindi abbiamo una solida base di riferimento e essere l'espressione di questa Venezia ci fa piacere. Questa collaborazione che continua è un viatico per far sì che anche gli studenti imparino quale deve essere la collaborazione tra chi disegna e chi realizza. Ma soprattutto perché le migliori idee, anche il più grande stilista, se non ha poi l'intelligenza delle mani, della nostra sapienza artigianale, manifatturiera, non può realizzarlo, rimane un disegno sulla carta. Allora ci vuole grande cultura, ci vuole grande pensiero, perché dietro questo abito c'è un messaggio importante sulla sostenibilità, sulla filiera, sulla idea di un disegno originale, ma se non avessimo avuto la capacità della sarta, della sartoria, del merletto di essere l'abbellimento, la preziosità e soprattutto la costruzione, non ci sarebbe questo progetto. Allora è un progetto che va con un messaggio chiaro. Diciamo ai ragazzi che questo è un mondo dove si cercano molte collaborazioni. Bisogna essere preparati. La Regione del Veneto ha 10.000 imprese nel settore della moda e abbiamo una filiera straordinaria anche di formazione. Questo è il messaggio che parte oggi dalla Mostra del Cinema di Venezia sul progetto Dress for Venice.